Italia è proibita, in Spagna c'è pianta all'anno, in Italia è proibita. È più bello Zapatero, no? In Australia il 50% della popolazione ha deciso di sì. In Italia è proibita. Poi ci fanno respirare il CO2, quello sì, ci fanno respirare la diossina, quello sì. Nel mio paese muoiono tutti di tumore, quello sì. Possiamo morire come vogliono loro, ma se uno vuole farsi una canna per stare bene, questo no! E la medicina sta bene. Maestro, io mi faccio una canna di marijuana. Tutti! È proibito, i politici possono fare che cazzo vogliono, la gente no, togliamo la patente, anche se hai fumato la settimana scorsa, anche se sei un consumatore abituato, te la togli. La cosa assurda è che mettere sullo stesso piano cocaina, eroina e una canna di marijuana, una cosa più assurda. E da assassini, fare questa promozione e da assassini. È una scienza della chimica che hanno deciso la quantità di tossicologia cacciata di questo. La marijuana non ha mai ammazzato nessuno, chiaro? Chiaro? Le botte sì, le botte che prendi quando ti prendono sì, ma la marijuana non ha mai ammazzato nessuno. O come è successo a Roma a quel ragazzo che l'hanno ammazzato perché era un ragazzo di Spaziale Grande che andava ai centri sociali. Fate un'animatura, nella vita. E ieri mi hanno coltellato un'arma. E questo è il clima che ci vogliono fare lì, Eppure siamo gente tranquilla, gente libera, gente che ama, io vi amo, Enrico vi ama, Erron Fabio vi amo, la Bagariti vi ama, e voi chiamate? Noi vi amiamo, noi amiamo sta terra. L'erba non ha mai acceso cerchi, la marijuana non ha mai acceso nessuno. Chiaro, mai!